Si rinnova l'appuntamento annuale, ormai decennale, con le borse di studio della Fondazione Devoto. Quest'anno quanti sono i ragazzi premiati? Quest'anno sono 49 i ragazzi premiati del nostro comprensorio, ragazzi appunto che frequentano la scuola primaria, le scuole medie, le scuole superiori, e poi abbiamo anche riconosciuto una borsa straordinaria a uno studente universitario che sta seguendo un percorso molto interessante, iscritto sia all'Università di Biologia sia all'Accademia Mercantile, quindi abbiamo voluto premiare i suoi eccellenti risultati e sostenerlo nel suo percorso di studi. Sostenere questi ragazzi fa parte dello statuto della Fondazione ormai da diversi anni. Sì, è proprio la missione con la quale questa fondazione poi è nata, è eredità del benemerito conte Antonio Devoto, che volle appunto favorire il percorso di istruzione dei ragazzi, in particolare di quelli che magari non avessero i mezzi a disposizione per poter studiare, e quindi anche attraverso questa cerimonia, dando questi 49 premi, vogliamo appunto tener fede a quello che è uno scopo statutario, ma che è uno scopo fondamentale, perché crediamo che l'istruzione sia un qualcosa di fondamentale nel contesto di oggi, quindi che non debbano in alcun modo esserci problemi economici, di natura economica, a frenare lo sviluppo e la formazione dei nostri ragazzi. In un periodo in cui il merito a volte non viene riconosciuto, non viene valorizzato, questo è un segnale in controtendenza. Sì, perché diciamo che appunto i due parametri sui quali ci basiamo sono proprio quelli diciamo, delle difficoltà economiche, ma anche quello del rendimento scolastico, quindi analizziamo proprio i risultati dei ragazzi e ogni anno ci fa piacere vedere che ci sono risultati molto, molto positivi, e cerchiamo quindi attraverso anche questo premio di offrire un piccolo stimolo ai ragazzi per non fermarsi, ma per continuare sempre ad avere risultati eccellenti nel corso del loro cammino scolastico, e di ottenere appunto attraverso questi risultati di completare un po' quella che è la loro formazione.